E allora io vi invito ad un esame di coscienza. È questo il partito dell'autonomia speciale siciliana che volevamo? Al 100%? Siamo soddisfatti? Non c'è niente da cambiare? Io credo di no, per diversi motivi. Questo partito e questa esperienza di governo ha segnato una discontinuità fortissima con il colonialismo, con la vecchia regione che nell'era di Cuffaro ha raggiunto il massimo. Ma io vi invito a considerarla come una transizione, come una specie di giallo bifronte tra un passato impresentabile e un futuro che desideriamo, una Sicilia che verrà. Non vi ancorate a questa legislatura di transizione. Non dico di andare contro Lombardo, sarebbe pazzesco, ma andate oltre Lombardo, oltre l'MPA, costituite un partito dei siciliani. E ancora su questo voglio dirvi, con tutto il rispetto per le autonomie, e qui forse sono un po' critico, che vanno da Lampedusa alle Alpi, il partito siciliano si deve presentare solo in Sicilia, il partito siciliano deve essere siciliano. Ma cosa immaginate lo Scottish Nationalist Party che si presenta nell'Inghilterra del Nord, o Convergenza in Unione che si presenta in Castiglia? Abbiate il coraggio di costituire un partito siciliano con un programma forte, il popolo vi seguirà, e poi per motivi elettorali tattici creerete una federazione nazionale, farete tutto quello che volete, ma intanto sarete riconoscibili. La Sud Tirolo Force Partai non cerca voti a Belluno, li cerca a Bolzano, e se voi siete il partito dei siciliani, cercateli in Sicilia, perché i siciliani vi risponderanno.